e sentivo uno che la fortuna, ho aperto subito, mi si presenta questo vigile che io ancora non ho avuto il piacere di salutare. No, veramente, guarda, non so se si ricordano, veramente è stato grande. Era dallo scorso 24 aprile, quando era divampato un incendio nel suo condominio a Santa Maria del Rovere, che il signor Angelo attendeva questo incontro. L'appello per conoscere l'uomo che aveva salvato lui e sua figlia lo aveva fatto anche in un nostro servizio. Il vigile del fuoco Marco Bison, tra le fiamme e il fumo, si era comportato da vero eroe, riuscendo a portare in salvo Sara. La donna con disabilità non poteva fuggire dalle fiamme senza aiuto. Fermo al suo fianco papà Angelo, che nel frattempo aveva invitato la moglie a mettersi in salvo quando ormai la palazzina era satura di fumo. Alla fine l'ha incontrato il suo eroe. Mamma mia, no, con gran piacere veramente, perché di fronte a questa azione e la forza che ha avuto per agire come ha agito, portare giù la bambina appeso morto così. Le sarà sempre riconoscente. È una riconoscenza continua, senz'altro. Questa mattina il sindaco di Treviso Mario Conte ha fatto consegnare dalle mani del padre di Sara una pergamena di ringraziamento ai vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso in segno di riconoscenza. Cosa ricorda di quei momenti? Mi ricordo la ragazza distesa sul suo letto e mi ricordo che siamo stati veramente bravi e veloci a portare giù tutti quanti gli occupanti, perché oltre a loro c'erano altri che avevano necessità di uscire al più presto, per cui siamo stati bravi e veloci. Insomma. Soddisfatto? Altro che soddisfatto, sì. Questo attestato per voi che significato ha? È un'ulteriore dimostrazione, diciamo, della vicinanza della popolazione e comunque, diciamo, della gente ai vigili del fuoco.